Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, la giornata di ieri ci ha dato molti spunti su cui riflettere. Vorrei partire un attimo dall'Inter e poi passeremo subito al Napoli, ma approfondiremo il Napoli poi nel video delle ore 18, non vi preoccupate. Allora, voglio... premessa, il 70-80% che guarda questi video non è iscritto al canale, voglio non vi costa nulla, basta che vi iscrivete, è semplice. Comunque lasciate il tasto like, un commento, che sono fondamentali come gli tasti like, voglio, mi raccomando, perché più like e più commenti e più il video sale. Detto questo, premessa, ma perché mi stanno arrivando tanti commenti, no Neapolis, ma tu non sei napoletano, sei interista, usi l'hashtag interista, interisti. Io tifo Napoli, ce l'ho tatuato qua il mio Napoli, voglio, va bene? Quindi quando mi venite a dire, oh Neapolis, non devi parlare così dell'Inter, sono ladri, no loro di qua, di là, noi siamo... Allora a me viene da ridere, perché io l'ho sempre ribadito, quando bisogna fare i complimenti, si fanno i complimenti, punto e basta, come l'anno scorso sono stati fatti al Napoli. Noi li abbiamo presi, ci abbiamo ben accettati questi complimenti che ci hanno fatto a noi per la passata stagione. Quest'anno tocca farli a loro, il prossimo anno può darsi che toccherà al Milan, alla Juventus, non si sa, non si sa, spero ce li facciano a noi nuovamente, gli auguri. Però quando mi dite Neapolis, tu non sei napoletano, sei interista, cioè, di che state parlando? Di cosa? Perché io faccio i complimenti a una squadra, quindi sono interista. Cioè, e allora quando ho fatto i complimenti alla Juventus, che per me la Juventus poteva vincere lo scudetto, poteva insidiare questa Juventus, visto la partita a settimana che aveva, Napoli sei Juventino, perché mi sono arrivato pure certi commenti, quindi non mi stupisco più di nulla. Comunque, tralasciando questo, tifo Napoli, lo sapete, o tengo tatuate qua, se volete vi caccio fuori 30-40 magliette del Napoli. Comunque, tralasciando queste le stronzate che dice la gente. L'Inter, voglio, perché poi bisogna parlare tutto quanto, ma è calcio di rigore. Ragazzi, andatevi a leggere il regolamento, io continuo a ribadire. Il calcio di rigore è giusto. Perché è giusto il calcio di rigore? Perché la palla non esce mai, è sempre in campo la palla. Il guardalinea alza per segnalare un suo, perché dal punto di vista suo per lui la palla era uscita, ma quello che deve fischiare è l'arbitro. Se l'arbitro dice continua l'azione, anche se quello fischia, se quello alza la bandierina, scusatemi, tu continui a giocare. È come l'azione del fuorigioco. Se guardalinea alza la bandierina, ma tanto già lo sanno, nel dubbio fanno continuare, è la stessa cosa. Lì c'è stato un dubbio che la palla fosse uscita. Non era uscita? Bene, si va al VAR e si va a vedere. Quando sento dire, ma lui aveva alzato la bandierina e si erano fermati. No, non si sono fermati nessuno perché De Boer stava continuando a correre e quelli dietro correvano. Quindi non diciamo fesserie. Quindi chiudiamo questa storia del calcio di rigore. L'Inter ruba, l'Inter non ruba. L'Inter è forte, punto, basta. C'è poco da dire. C'è poco da dire, c'è poco da fare. L'Inter è forte, lo sappiamo. Ieri ha dato l'ennesima dimostrazione, sono 4 partite se non sbaglio che vince sempre 4-0. Quindi dove vi volete aggrappare? Dove ci dobbiamo aggrappare? Perché io ho il tavolo di vetro qua, ora faccio una cosa, cioè voi fate così, vi aggrappate agli specchi, in coppo tavolo di vetro, cioè non ha senso, non ha senso, perché poi fate brutta figura, lo so che poi volete andare virali con le... che per fare gli anti-interisti, qui c'è da fare i complimenti a Inzaghi, perché sta facendo una cosa mostruosa. Basta. Comunque, passiamo al Napoli, poi come detto andremo ad analizzare meglio il Napoli, non vi preoccupate, ci sarà il video apposito per il Napoli. Quindi questo campionato ci ha dato la certezza, questa giornata di campionato ci ha dato la certezza di una grandissima Inter, ma ci ha dato la certezza che il Napoli non è morto. Poi, anche qui, ieri commenti su commenti, Napoli avete battuto il Sassuolo, una squadra scarsa. Lo sappiamo che sono scarsi. Non è che avete tutte le botte, ma siete scarsi, avete vinto 6-1 sul Sassuolo, sono morti. Ma boh, non ce ne frega, questa è una vittoria che dà morale al Napoli. Ma boh, se da oggi alla fine del campionato, quante vanno? 12 giornate dalla fine del campionato? 11 o 12, quante cazzo ne mancano? 11, 12, vabbè, comunque quelle che sono che mancano alla fine del campionato. Va bene, facciamo così, facciamo prima. Il Napoli inizia a fare l'80,
90% delle vittorie, il Napoli va in Champions League. E sperando che quei 2 punti persi contro il Cagliari, scusatemi, non siano pesantissimi, perché ci può essere pure quello. Il Napoli ha 8 punti dal quarto posto. Vogliamo fare il quinto? Facciamo a 6 punti, 6 punti dal quinto posto. Il Napoli è ancora in corsa in tutto. La Roma deve venire a Napoli, il Bologna deve venire a Napoli, l'Atalanta deve venire a Napoli. Gli scontri diretti ce l'hai tutti tu a favore, cioè a favore ce l'hai in casa. Poi quest'anno non abbiamo ancora vinto un big match. Domenica c'è la Juventus. Stiamoci zitto, non si sa mai. Però visto quello che ha fatto ieri il Napoli, ragazzi, e si era già visto qualcosa in queste due partite di calzone, sia in Champions League sia in campionato con il Cagliari. La squadra, se inizia a seguire l'allenatore, che l'allenatore viene da scuola Spalletti e scuola Sarri, e si è visto, pressing ultra offensivo, tutti in avanti, e passaggi diretti e veloci, come faceva Spalletti, passaggi veloci 1-2. Ecco, forse l'unica cosa che deve migliorare ancora nel Napoli è la velocità dei passaggi, perché sono passaggi veloci e va bene, sono diretti, però fai 1, 2, 3, 4 tocchi addirittura. Io ho visto anche fare 4 tocchi e poi scaricare la palla. Ecco, quello non si dovrebbe fare. 1, 2, appoggi, 1, 2, lancio, 1, 2, appoggi, 1, 2, passaggio al compagno. Quindi è questo che vi voglio far capire. Però ecco, questa giornata di campionato che è stata recuperata dà la motivazione in più al Napoli. In effetti l'hanno detto tutti quanti, questa vittoria ci può dare motivazione, è molto importante, perché vinci 6-1, anche se è contro il Sassuolo, però vinci 6-1, inizia a prendere questi 6 gol, inizia a far sì che Osimhen ritrovi quella verve, no? di Cannibale, fai che Kvara si svegli e faccia la tripletta con la Juventus. Ecco, voi dovete guardare anche questo, non dovete solo guardare il 6-1, tu devi guardare tutto. È come Ostergaard con i piedi, fa paura, ma fa paura nel senso che è scarso con i piedi, perché quei retropassaggi a Meret, no, anche no, caro Ostergaard, però di testa le piglia tutti. Però Calzona, per Calzona, Ostergaard va bene, Nathan l'abbiamo rivisto, sarebbe bello vedere Nathan e Ostergaard, secondo me potrebbero giocare anche insieme. Ecco, ci sono tante cose, no? Che bisogna ancora puntellare in questo Napoli. L'Inter è già collaudata, perché l'Inter è collaudata per la Champions League. E io già l'ho detto, il campionato è andato. Potenzialmente potesse fare pure turnover prima di tutte le partite di Champions League che ti rimangono. Poi bisogna vedere se passa con l'Atletico Madrid. E io l'ho detto, non è così tanto scontato il passaggio dell'Inter in Champions League, perché l'Atletico Madrid in casa si trasforma, lo sappiamo, l'Atletico Madrid, il Wanda Metropolitano come spinge, e sarà da vedere. Il Napoli va a Barcellona, ma boom, ci manca ancora diversi giorni per andare a Barcellona, però ecco, entri già nell'idea di dire, stiamo iniziando a rivedere quel Napoli. Cioè, se ieri uno che non ha visto la partita del Napoli, non ha visto il campionato col cambio di 2 cambi di allenatori, non ha visto la prima parte di campionato e si è visto l'ultima partita con il Sassuolo, dice, cazzo, ma allora il Napoli è forte come la passata stagione, vedendo la partita di ieri. Comunque, tralasciando questo, noi ci vediamo più tardi con il video delle ore 18. Iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao,